Buongiorno a tutti. L'elo dell'account si è un po' alzato e a questo punto cercheremo di provare ad arrivare dai 2400 ai 2500 e cercherò di affrontare degli avversari sempre in ordine di forza, cioè diciamo che partirò da una certa differenza di elo per far vedere appunto una scalata nella forza dei giocatori che prima o poi, magari più prima che poi, ci metteranno sempre più in difficoltà e creeranno sempre maggiori problemi. Ok, questo è un giocatore con 1900 punti elo e è un giocatore più forte di quelli con cui avevo giocato in precedenza. Ok, ora ho giocato un'apertura chiusa di 4 e C4, li ho giocato E6, cavallo F6, probabilmente su cavallo F3 può scegliere tra 1000 difese. Se gioco cavallo C3 scommetto che giocherà la popolare difesa Ninzo Indiana. Giochiamo cavallo C3 accettando la difesa Ninzo Indiana, che penso che giocherà. È stata chiamata. A questo punto giochiamo E3, che si chiama variante Rubinstein. Questa è una delle varianti principali ed è stata appunto inventata moltissimo tempo fa. Il difetto è che chiude il nostro alfiere, però ok, non si può avere tutto. Ok, il nostro avversario ha giocato C5. A questo punto, dopo C5, penso che giocherò A3. Giocherò A3 e cosa succede dopo A3? Provoco alfiere per B per e ora guardiamo questa posizione. Allora, qua ho i pedoni doppiati, però in compenso ho un maggior controllo del centro e ho anche la coppia degli alfieri. È vero che la posizione è chiusa, però potrei sviluppare qua l'alfiere, potrei espandermi al centro, potrei espandermi magari anche con F4, cavallo F3 e il pedone, pur essendo doppiato, contribuisce un po' a supportare la mia massa centrale. È anche vero, bisogna dire, che per esempio il pedone in C4 in questa variante può diventare debole. Esistono dei piani basati su cavallo C6, B6, alfiere A6, cavallo A5 per attaccare questo pedone. Il gioco è estremamente a doppio taglio e può succedere qualunque cosa. Ovviamente penso che potremmo tranquillamente perdere. Eh, Tutto dipende da come si svilupperà anche a partire dalle prossime mosse. Ok, il nostro avversario ha giocato B6, mossa molto furba. A questo punto, dopo B6, ora sto pensando a come vorrei giocare, a come vorrei appunto sistemare i miei pezzi, perché non sono ancora sicuro di dove vorrei sviluppare questo cavallo. Potrebbe andare in E2 o in F3. Penso che l'alfiere sì, invece penso che lo voglio mettere in D3, perché non ci sono altre caselle buone. A questo punto, dopo alfiere B7, a questo punto infrangerò una delle regole che avevo proposto. E penso proprio che qua giocherò F3 in apertura. Ho detto di non giocare F3 in apertura, ma questa è una posizione chiusa e in questa posizione voglio limitare appunto il suo alfiere. Ora il nostro avversario ha giocato D5, giustamente vuole aprire il gioco. A questo punto giocheremo C per D5, penso. C per D5 non è male e ok, C per D5 è rischiosa, potremmo anche pensarci due volte, ma, no, ma C per D5 cattiva non dovrebbe essere. A questo punto è che dopo E per D5, allora il suo alfiere è limitato dal suo stesso pedone. Io posso giocare cavallo E2, ho piani di giocare arrocco, cavallo G3 e magari un giorno preparare la spinta in E4, ovvero un'espansione centrale. Dopotutto non dovrebbe essere male questa variante qui. Anzi penso che il bianco stia abbastanza bene. Il mio piano appunto ha una forte massa centrale che può avanzare. Probabilmente il piano si basa nel realizzare la spinta in E4. Con questo alfiere non è particolarmente forte, infatti spesso il nero col cavallo in B8 lo cambia con l'alfiere in A6. È un piano per cui il nostro avversario non ha optato. Ora ci sono di nuovo varie idee per il bianco. Una possibilità potrebbe essere giocare A4, alfiere A3 per dare un senso a questo alfiere. Per questo alfiere, ma un'altra idea è giocare cavallo G3, perché cavallo G3 semplicemente mi attengo
al piano di preparare E4. Ora potrei giocare donna D2, alfiere B2, torre E1 e E4. Anche E4 subito se non fa nulla per evitarlo, però mi aspetto che possa giocare mosse come torre E8. In alcuni casi potrei anche giocare cavallo F5, il cavallo potrebbe andare in D6, anche se in questo momento non fa molto questo cavallo. Sarebbe possibile anche provare a portare la donna sull'ala di re. Insomma, i piani sono molti. Anche, si può giocare anche donna D2, donna F2. I piani sono molti, sono innumerevoli, e come sempre bisogna capire qual è il migliore, e di nuovo non è una cosa facile. Ok, il nostro avversario ha giocato donna C7, ora potrei giocare E4, però magari su E4 lui cattura e la donna si insinua in C3, attaccando la torre e il pedone. Potrei giocare donna D2 oppure alfiere B2. Entrambe le idee sembrano avere, diciamo, i loro pro e contro. Potrebbe essere che in un futuro sia costretto a giocare entrambe le mosse, ma per ora penso che seguendo i canoni dello sviluppo, alfiere B2 non possa essere una mossa cattiva. Alfiere B2 non dovrebbe essere una mossa cattiva. Ma anche donna D2 è una mossa che è un tratto che non dovrebbe essere male. Penso che giocherò donna D2. Perché donna D2? Che poi in alcuni casi potremmo giocare E4, magari E5, cavallo F5, donna G5. Sì, questo alfiere sembra sciocco, però è una posizione lenta, bisogna avere pazienza. Con la donna D2 sta già supportando questo pedone. Ora E4, per esempio, è già una possibilità estremamente promettente. Non vedo con chiarezza se ci sono delle controindicazioni immediate, e diciamo che in assenza di controindicazioni chiare la tentazione di giocarle è estremamente forte. Però ok, chiedo scusa, sto dicendo non vedo la controindicazione di giocare 4, il pedone in E4 è palesemente in presa, quindi prepariamo la spinta in E4 usando i pezzi che non stanno giocando come dovremmo fare, e mi scuso fortemente per le sciocchezze che stavo dicendo. Quindi giochiamo alfiere B2, torre 1 e portiamo i pezzi in gioco, perché appunto senza pezzi, senza sviluppare le nostre forze è impossibile vincere una partita. Torre 1, ora la torre sta facendo qualcosa. La torre, questo alfiere anche sta supportando di 4, la torre sta facendo E4, è normale, se non si tirano fuori i pezzi uno può volere tante cose, ma se uno non attiva i pezzi è ovvio che non avrà mai chance di ottenere un vantaggio. Sarebbe stato comico aver giocato E4 e perdere il pedone così. Diciamo che il destino ci sta aiutando e il destino mi ha fatto accorgere che 4 era un errore prima del tempo. Ora abbiamo tutti i pezzi in gioco. E sta facendo un errore proprio assurdo non portare in gioco i pezzi. Bene, ora tutti i pezzi sono in gioco. L'alfiere è forte, punta sull'ala di re. Il cavallo anche. L'alfiere supporta il centro. Questi due alfieri controllano tutte le case d'entrata sulla colonna C. La torre può attivarsi. E4 è controllata 3 volte. E quindi E4. Se lui gioca di F per si aprirà la colonna F e avrò un'iniziativa davvero potente. Se lui non gioca niente continuerò con E5, F4, F5 con un improvviso assalto pedonale sull'ala di re che dovrebbe garantire un vantaggio davvero importante per il bianco. Sì, giocare, ok, D per E4, F per E4. A questo punto la torre è pronta ad attivarsi, il cavallo anche, la donna anche, posso giocare E5 o D5 a seconda dei casi, e diciamo che la situazione potrebbe essere rosea per il bianco. Potrebbe, perché è sempre meglio usare il condizionale, soprattutto finché non si porta a casa il punto. Bisogna sempre essere prudenti, perché qualunque cosa può succedere e siamo sempre in tempo ma anche con un pezzo in più, con una torre in più, ma prima o poi vedrete che capiterà. Io sto aspettando la partita in cui perderò, perché finora in queste trasmissioni non ho ancora perso, ma soprattutto quando gioco online così sempre mi capita di fare errori. Per esempio, ora potrei pensare, attiviamo il cavallo F5, ops, matto. Questo per esempio sarebbe un errore che
potrebbe farci terminare il video con, diciamo, con una certa dose di tristezza. Quindi evitiamo per esempio di perdere in questo modo. Ora potremmo provare ad attivare per esempio la donna, non sarebbe male, potremmo giocare E5 anche per chiudere questa diagonale, E5 non è male. Diciamo che attivare la donna mi sembra una idea molto promettente, quindi giochiamo donna G5. La donna si porta in attacco, le basi per creare un attacco e accumulare i pezzi nell'ala in cui si vuole attaccare. Ora ho delle intenzioni bellicose nell'ala di re, quindi è utile portare i pezzi di maggior valore. Ora l'avversario ha giocato cavallo F6, mossa che non è male, però potrei di nuovo giocare cavallo F5 perdendo, sempre nello stesso modo di prima, ma noto che c'è un problema nella posizione nera. I cavalli si difendono reciprocamente, giocando E5 non so come farà a mantenere la difesa reciproca dei cavalli. E se muove il cavallo in F6 perderà il cavallo in G4. La cosa dovrebbe favorirci. Ok, ora il nostro avversario ha giocato H6, che è una mossa del tutto rispettabile, e giocheremo donna F4. Perché donna F4? Perché donna F4 mantiene la pressione su questo cavallo. Se il nero muove il cavallo in F6 prenderà matto. Ora siamo sempre in tempo a perdere. Per esempio gioca donna C6, noi catturiamo il cavallo, ops, scacco matto. Questo sarebbe davvero qualcosa di nefasto, sarebbe qualcosa che vorrei evitare, vorrei davvero evitare, perché mi renderebbe molto triste perdere in questo modo. Ma ok, per ora questa posizione sembra essere buona. Tra l'altro ho appena notato che non sono neanche sicuro di star minacciando, di catturare in F6, perché potrebbe... Ok, G5, G5 sembra una mossa molto strana, ci attacca la donna ma sta indebolendo il suo re, ovvero il suo re ora è molto in pericolo, se sposta il cavallo potrebbe prendere matto. Non credo che possa funzionare. Ovviamente tutto può funzionare, però questo non dovrebbe. Non dovrebbe, sono abbastanza... Ok, donna di 7. A questo punto convertiamo il nostro... proviamo a convertire il nostro vantaggio e catturiamo in F6. Ora abbiamo più materiale. Abbiamo ancora 7 secondi. Ora abbiamo minaccia di matto. Lui potrebbe catturare in F5, ma poi attiveremo il nostro cavallo e dovremmo riuscire a vincere. Donna per F5, cavallo per F5. Ora il cavallo potrebbe andare in E7 dando dei doppi, abbiamo poco tempo ma c'è l'incremento e quindi l'incremento ancora una volta ci salva. Se non ci fosse stato l'incremento avrei perso tutte, no, ok, non tutte ma più della metà delle partite giocate finora. Ok, ora a questo punto il pezzo è meglio salvarlo, che sarebbe molto spiacevole perderlo. A questo punto il cavallo è pronto a saltare in D6 o in E7, vediamo se anche per oggi ce la caviamo e rimandiamo la sconfitta ad un altro giorno, che prima o poi arriverà, non è che non c'è nessuna imbattibilità, la sconfitta arriverà, però si tratta solo, diciamo che... ok, cavallo E7. Diciamo che per perdere c'è sempre tempo, prima o poi si perderà, però se si ritarda quel giorno il più tardi possibile è meglio. Ok, a questo punto torre E7. Torre 7 non deve essere male, la torre in settima è sempre attiva, però bisogna dare un senso a questo alfiere. E ok, a questo punto giocherò A4, perché A4? Perché l'alfiere si potrebbe attivare qui, magari in T6, poi in E5. E sì, non penso che sia male attivare l'alfiere in questo modo. E ok, il nostro avversario ha giocato B5 e non vedo nulla di male nel giocare alfiere A3. Ora li deve giocare alfiere D6 e alfiere E5, come detto prima. Torre B8, alfiere D6 con tempo. Ora l'alfiere arriverà in E5 e diciamo che la cosa dovrebbe essere promettente. Ok, torre D8, alfiere E5. Vedete, prima avevo vantaggio di materiali, ma se i pezzi non giocano, come non usarlo? Ovviamente è una cosa che si può correggere, si può portare in gioco il pezzo, un pezzo in più. Una volta portato in gioco, questo pezzo è troppo forte. Ok, a questo punto abbiamo vinto la prima partita. Il cammino comunque è ancora lungo e diciamo che per ora ce l'abbiamo fatta. Le difficoltà sono sempre maggiori
Cercherò le prossime volte di provare a giocare contro un giocatore con 2000 punti, poi 2100, 2200, 2300, 2400 e 2500 e vediamo fino a quando si può resistere. Poi il problema è che magari a volte, cioè dipende anche dalle sfide che ci accettano, però proviamo a fare una scalata di avversari e vedere, e vedere se si riesce a mantenere un buon livello. Quindi questa era la variante Rubinstein contro la difesa Ninzo-Indiana, era un'apertura chiusa, avete visto che c'erano diverse minacce di matto, nelle varianti chiuse è molto importante ottenere vantaggio di spazio, manovrare con i pezzi, i pedoni, portare tutti i pezzi in gioco, ricordatevi quando sto facendo l'errore di giocare E4 e all'inizio senza aver portato i pezzi in gioco. È molto meglio giocare alfiere B2, torre 1 quando tutti i pezzi giocano e diciamo le cose sono molto più facili. Ok, alla prossima e grazie mille e spero che la partita vi sia piaciuta. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!